È l'appuntamento più atteso dell'estate per chi resta in città, ma da qualche anno è diventato anche un motivo di attrazione per i turisti. Lo spettacolo dei fuochi pirotecnici nella suggestione di uno spazio come quelli di Prato della Valle infatti impegna le varie amministrazioni comunali nel proporre uno spettacolo da un lato godibile e fantasioso, ma dall'altro lato mette la macchina organizzativa cittadina sotto stress per via del grande impegno logistico. Ci sono da verificare gli standard di sicurezza dei fuochi stessi, da emettere le ordinanze per il traffico, gestire l'incolumità delle decine di migliaia di persone che arriveranno. Quest'anno l'occasione è quella di un cinquantenario importante. Per questo Ferragosto, siccome ogni anno bisogna innovare il nostro format, abbiamo deciso di dedicare lo spettacolo piromusicale ai 50 anni dallo sbarco sulla Luna, per cui sarà una serata molto suggestiva, emozionante e come sempre sono sicuro che la risposta dei padovani, dei tanti turisti che arrivano in città sarà piena, e per questo ci stiamo attrezzando anche con tutti gli organi competenti perché si possa svolgere il tutto nella massima godibilità ma in piena sicurezza. Oltre alle forze dell'ordine e ai soccorritori schierati per mantenere la sicurezza, anche quest'anno non mancano accorgimenti normativi per minimizzare i pericoli. Come gli anni scorsi, proprio per assicurarci che il tutto possa svolgersi senza problemi, sono vietati ovviamente oggetti contundenti piuttosto che droni o lanterne cinesi e quindi oggetti che possono in qualche modo interferire con lo spettacolo.